97 anni ho sempre visto far pane. Ah, complimenti signora. Sempre questa casa. E lei è ancora qua che la le È fa? ancora qua che fa un pane. Ma le buone... Ha 97 anni. Questo è il biscotto, l'abbiamo fatto l'altro ieri. Cioè, è 2 giorni che è dentro? 2 giorni che è dentro, sì. Mamma mia, pare che... È pronto però? È pronto da mangiare. Quando entra qua dentro si sentelo. Si sente un profumo che non se ne arriva più fuori da qua. Qui ci conosciamo tutti, perciò tutto è abbastanza armonioso e è un bel vivere secondo me. Ciao ragazzi, benvenuti a Brenton, un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, perché qui, forse più che altrove, le tradizioni dettano legge. Una legge che significa produrre come un tempo e ricavare un'armonia di vita e di contrada esattamente come un tempo. Il forno del pane di Contrada è uno dei simboli più veri anche di Brenton, perché qui per molto tempo il pane veniva cucinato per tutti i residenti ed è una consuetudine che continua anche ai giorni nostri, anche se forse con una frequenza inferiore rispetto a un tempo. Però gli antichi insegnamenti, il saper fare, quei piccoli segreti che ancora vengono portati avanti soprattutto dalle donne, continuano a vivere. E qui, come anche del resto in altre contrade sempre di questo comprensorio, il forno di Contrada è ancora una realtà molto partecipata e molto sentita. E oggi anch'io ho il piacere di capire che cosa significa fare il pane. E per capirlo fin dall'inizio bisogna andare in cucina dove che le donne. Ma da quanto tempo è che lo fa il pan voi altri? La vita. Allora, mi sei 39 anni, sta in maggio. Sono qua e dunque l'ho sempre fatto. Tutti gli anni? Tutti gli anni, quando non ne avevano più lo facevi, no? Abbiamo sempre mangiato di questo pane, fino a 97 anni. Dunque. Con la sorpresa? Perciò è naturale. Perché neanche una volta del pane, anche se spiegano che era il salame e formaggio, si mangiava stesso. Buono. Chi è che ha insegnato a fare il pane? Vabbè, sempre i miei genitori. Da bambina sotto bisognava andare a fare il pane, mangiare. E i primi tempi che ero grande così, sai cosa mi dava a mangiare col pane? Mi scaldava una mela sul fuoco e poi mi dava la mela che mangiavo col pane. Pane e pumi? Il pane era buono. Cosa sente da fare il pane, signora? Mi sento un dovere di farlo, anche per i giovani che deve crescere. Chi mangia bene? E mangia bene. E per fare il pan buon cosa che vuoi? Io voglio la farina buona e la buona volontà di andare anche io di lavorarlo e metterlo a posto come si fa qua. È un buon forno anche. Ecco. Molto buono. E l'acqua della calvarina? E l'acqua naturale. La cosa veramente bella, caratteristica di Brenton, è che dietro queste porte, di queste case, una attaccata all'altra, ci sono dei tesori. Ogni porta, una cantina. Ogni cantina, 1000 e forse più soppresse. Ma c'è qua il mastro salumiere? Un po' tutti la famiglia. Proprio Fioi, marito, anche la sottoscritta, un po' tutti. E da quanto tempo le facevo voi altri? Beh, noi altri siamo sposati da 39 anni, sì che lo abbiamo sempre fatto, abbiamo per la famiglia o dopo si andiamo a allargare, allora... Ogni anno cercheremo di specializzarsi. E cosa vuol dire? Com'è? Cosa vuol dire specializzarsi? Fare sempre meglio la selezione, sempre meglio per mangiare i maiali, in modo che rimanga bene i maiali. Il risultato si vede dopo mangiando.
che ha mangiato i maiali. Dopo forse sarà anche l'aria della Calvarina, anche forse. È un paradiso, Egidio, sto qua. È un paradiso. È una cantina. È un paradiso. Ma da quanti anni fa lui le soppresse? Vabbè, facciamo soppresse Sempre stato. da una vita che faccio le soppresse. Perché io cominciai insieme con mio zio da 15 anni a fare soppresse. E ste case qua le fate apposta? E queste cantine qua proprio sono veramente le gioielli, sono fatte apposta proprio per la maturazione delle soppresse. Che dei ricordi anche qua? Io qua, se ricordi dei nostri vecchi della volta, e anche lui che aveva su il piccolo maialino e che aveva la scalzita qua da una parte quando che metteva dentro le soppresse per allora stagionarsi per durare tutto l'anno per la famiglia. Io prima facevo un altro lavoro, hanno chiuso e ho sempre avuto un po' la passione dopo quel discorso di Egidio. Andavo a dare una mano a lui e dopo facevo sul maiale per me e dopo quel discorso della festa, se volevo mettermi lì, bisogna che ti metti un po' in regola, ti facci fare le robe un po' come e mi sono acquistato di là, ho fatto il laboratorio, Ruggero, la cantina quale l'ho fatta io. Quindi tu hai ricominciato ripartendo dalle tue origini? Sì, ho cominciato praticamente, io adesso sono 3 anni che faccio ufficialmente questo lavoro contadino e faccio le soppresse. Prima facevo tutt'altro lavoro. Cioè? Il muratore. Quindi le soppresse ti hanno salvato? Diciamo che mi hanno dato una buona mano. Tu hai scelto di produrla professionalmente, la soppressa, quindi i quantitativi sono sicuramente diversi rispetto a una produzione familiare. Come riesci a mantenere la stessa identità di prodotto? Intanto si parte da un prodotto iniziale che è il maiale, che abbiamo maiali anche noi pesanti, con 2 agosti, come dice la tradizione. Abbiamo maiali che superano i 190 kg peso morto, quindi sono maiali pesanti. E poi con le tradizioni abbiamo l'asciugatura con il camino, come potete vedere la cantina come quelle di una volta col sasso e con il quarello, non c'è aria forzata, non c'è aria calda e quindi abbiamo tenuto la tradizione con un po' di modernizzazione, insomma. È riconosciuto questo sforzo perché immagino che implichi anche dei costi diversi? Siamo contenti, lo sforzo c'è un bel riscontro e quindi ci permette di andare avanti. Perché una deco per questa soppressa? Ma semplicemente per valorizzare una tradizione millenaria che c'era qui dalle nostre parti e mettere su carta finalmente, diciamo, una tradizione che coniuga il territorio con il sapore. Quali sono i fattori che rendono unica questa soppressa? Sostanzialmente è questo giro d'aria su questa collina con davanti tutta la distesa della pianura padana che crea un microclima particolare per la stagionatura della soppressa. Qui le cantine naturali possono produrre tranquillamente questo prodotto e dare una marcia in più, quella che magari manca da altre parti ma che qui ritroviamo sicuramente sulla fetta. Quindi la Deco è una denominazione di qualità e di sapore soprattutto. E poi c'è il Durello, il vino tipico di questa terra che si ricava dalla Durella, il vitigno che dà il nome al vino. Ed è un vino molto particolare, molto intenso perché fa della mineralità ricavata dai sedimenti basaltici che costellano tutta questa terra il proprio punto di forza. Ed è un vino caratterizzato da una forte personalità e che ben si sposa con le soppresse. E i 2 produttori sono proprio qui di Brentone. Cos'è il Durello, Massimo? Il Durello per noi è il territorio, è la Calvarina, è il vulcano ed è il mio nonno Placido, ed è mio papà ed è la nostra famiglia. E qual è il carattere del Durello? Il carattere del Durello è un carattere duro, deciso, tosto, che
non vuole mezzi termini, ma vuole semplicemente farsi conoscere per quello che è, deciso. Come voi? Come noi, sì, oserei dire di sì, come noi. Perché produrre Durello? Durello perché è il vitigno che qui a Brenton si produce da sempre, è il vitigno storico, autoctono, perciò io personalmente sono molto legato a questo vitigno. E perché bio? Bio perché è una scelta nostra, crediamo che il rispetto per la terra, un'agricoltura più pulita e rispettosa dell'ambiente sia una cosa giusta da fare e questa fa parte della nostra filosofia aziendale. E poi soprattutto c'è una grande capacità di far festa. E qua che è dei capofila della festa, perché Egidio, eccolo qua. Cosa mi hai fatto vedere? Perché questa qua non la mi parla una sorpresa. No, cos'è questa non è una sorpresa. Cos'è? Questo qua è una lingua e questo qua è proprio il muso del maiale. Messo via e rivestito con la pasta del cutichino. Opera tua, Egidio? Opera mia questa qua. Un artista. E qua si vede esattamente la lingua e il muso del maiale. Spettacolo. Qui uno degli appuntamenti clou è la festa che si fa verso la fine di agosto. Mirko, la femo stanno alla festa? Non lo so, siamo ancora tutto da decidere. Però la vedo dura quest'anno per il discorso del Covid, troppe restrizioni, troppe... È difficile, penso. Comunque siamo ancora lì che aspettiamo un attimo a vedere come evolve tutto il discorso. Certo. Però uno può venire qua lo stesso, voglio dire, fare quello che ho fatto io, entrare nelle cantine, esercizio fantastico. Certamente. Anzi. Quindi se la sorpresa non va in città, meglio che la città venga tossa la sorpresa. Esatto. Però Gianni, anche a te sei colpevole, questa qua non è mia una sorpresa, cos'è questo? Questo è il nostro lardo messo via in una certa nostra maniera. Segreta. Sì. Con le erbette giuste. Giuste, segrete che quelle. Si trova solo sul nostro Monte Calvarino si trovano. E non stai domandare che gli segreti, perché ve le dice mia, no? E capire sono? Ciao ragazzi, facciamo un brindisi a Brenton allora. Viva Brenton! Questa è gente vera, simpatica. A me però mi ha dato il bicchiere. Perché così un'altra volta devi trovarne ancora. È l'occasione di venire ancora a trovarne. Eccolo lì, è lui il colpevole. Grazie ragazzi, grazie di cuore. Cincino dai, E viva Brenton per davvero. Viva Brenton,